E zero di solito si fa. 17, 16, 15, Secondo me siamo già a 10. 10, 9, 8, 7. Possiamo andare, ci danno via libera. Siamo in onda. Bene, allora, non è il mio mestiere fare il presentatore, come potete ben capire, però farò del mio meglio per dare via a questo lavoro, credo molto interessante. Veniamo da un focus sulla creatività, diciamo che passiamo al digitale, ma la creatività credo che oggi non mancherà. Il parterre è di persone estremamente preparate e competenti, come sempre qui al Job. Allora, Andrea Grigoletto, Fondazione Fenice. Buonasera a tutti. Ciao Raffaele, a tutti. eccolo qua. Poi Raffaele Zanon, presidente di Professione Impresa. Poi ci sarà anche Mauro Danese, Web Radio Attiva, eccolo là. Claudia Casen, spero di aver pronunciato bene il cognome. Bravissimo. Direzione Comunicazione TV7 Triveneta, e Solène Le Marchand, coordinatrice Associazione Macaco. Poi i lavori li coordinerà Andrea, e quindi io mi limito solo a dire due cose. Credo che ci sarà un lavoro molto operativo. Si parla di web, si parla di digitale, si parla di TV, si parla di radio e si parla di prospettive di futuro, quindi tutte cose ovviamente che ci toccano da vicino tutti quanti, dai nativi digitali, da chi nativo digitale non è, ma insomma lo stiamo diventando un po' tutti, nativi o acquisiti. Quindi io non tolgo spazio, perché poi alle 4 bisogna staccare, darei subito la parola ad Andrea perché possa iniziare questo seminario, questo lavoro. Ti ringraziamo per l'ospitalità, complimenti a voi che siete il cuore pulsante. Non si sente? Mi sentite? Mi sentite? Perfetto. Ti ringrazio. No, mi sentono bene, mi hanno detto. Mi sembra che la frequenza sonora sia più che positiva, siamo noi che non sentiamo perché le casse sono rivolte di lì. Un saluto a tutta la gioventù e alla forza insegnante che oggi è qui presente in arena. Un saluto dall'Academy dei Green e New Job, sono Andrea Grigoletto, direttore tecnico di Fondazione Fenice. Ho il piacere di essere qui oggi come nano che sale sulle spalle dei giganti perché voglio parlarvi di 3 professioni innovative: la professione legata alla web TV, la professione legata alla web radio, la professione legata a ciò che cuce i risultati di questi 2 grandi flussi, che è il podcast. E non so adesso quanti anni avete, voi siete istituti tecnici, alzino la mano istituti tecnici. Nessuno? Alzi la mano il liceo? Alzi la mano, c'è qualche liceo? Benissimo, bravo, sei liceo, vedi, è sempre importante fare un po' di autoapprendimento in diretta. Quindi non sono istituti tecnici, non solo liceo, gli altri alzino le mani i professori. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Oggi io non vorrei portare via troppo tempo, io sono direttore tecnico di una fondazione, Fondazione Fenice Onlus, che ha come logica quello di andare a individuare quelli che sono i nuovi lavori e costruire dei percorsi apprenditivi e di formazione che portino i giovani a capire quali sono i nuovi lavori. Oggi parleranno la TV7 Triveneta con Claudia Casen e Andrea Cau al laboratorio di TV nella versione della web TV. Parlerà l'associazione Macaco con Solène Le Marchand, se ho risposto bene alle aspettative di francese, con Daniele Scarano sul tema della web radio. E sempre sul tema della web radio il dottor Danese su Web Radio Attiva, una radio che già esiste sui temi del solidale. Queste 3 situazioni insieme a Professione Impresa di Raffaele Zanon sono delle persone che si stanno mettendo al servizio della comunicazione e che nella loro quotidianità hanno interesse, vogliono creare contenuti attraverso queste nuove professioni. Io non mi dilungherei molto di più, direi di passare la parola a Claudia Casen di TV7 Triveneta per un primo inciso, per dirci un pochino come si sta evolvendo il mondo della TV nell'ottica della web TV. Buonasera a tutti. Allora, parliamo di televisione. TV7 è un'emittente televisiva storica che ha oltre 40 anni, è nata quando c'era la pellicola. Il percorso che vorremmo presentarvi in questo momento è di come è evoluta la tecnologia e come ha cambiato il modo di fare i contenuti e l'informazione, giornalistica e non giornalistica. In questo senso lascerei la parola ad Andrea Cau, che è il nostro direttore creativo e direttore tecnico del gruppo editoriale. Andrea. Allora, ciao a tutti, ciao, lasciatemi la mano, vi prego almeno. Grazie. Ci siete vivi, grazie. Ok, allora, io vorrei iniziare con una cosa. Ho una domanda che mi frulla per la testa.
e probabilmente alla fine riusciremo a trovare una risposta. Per fare questo ho bisogno di fare un piccolo passo indietro e spiegare qual è stata l'evoluzione tecnologica e che cosa ha cambiato, sia dal punto di vista della creazione dei contenuti, ma anche dal punto di vista della professionalità. Ok? Quindi, vai Matteo. Allora, la foto è un po' sgranata, ma si inizia con la pellicola. Allora, mi hanno portato un cimelio, non so se l'avete mai vista, questa è una pellicola. Come si lavorava con la pellicola? Allora, vi ho portato anche una bellissima Payard 16 mm che non troverete da nessuna parte. Okay? Prima si girava così. Qual era il processo di produzione di questo? Allora, addirittura in Rai, quando è nata la televisione, si lavorava tutto in pellicola e gli operatori stavano addirittura vestiti col camice, quindi erano tutti ingegneri, era tutto un dottore piacere, dottore piacere, dottore piacere. Okay? Allora, com'era il processo produttivo? Giravi con la tua bella pellicola, ok? Tornavi, sviluppavi la pellicola e poi andavi al montaggio. Questo significa che per completare un processo di produzione i costi erano elevatissimi e i tempi di lavorazione soprattutto lunghi, ma soprattutto la professionalità, lo giustifica il camice bianco, era altissima. Non tutti potevano farlo, c'erano poche centinaia di persone in Italia che lo potevano fare, ok? Ma soprattutto mi ricordo i tempi propri di produzione. Erano molto lunghi, addirittura c'è un filmato, mi ricordo, l'ho visto di notte alle 2 su un programma della Rai. Lo conoscete Giampiero Galeazzi? Alzi la mano chi conosce Giampiero Galeazzi? Mazza, pochissimi. Morchemindi? Stiamo proprio... ok. Giampiero Galeazzi è un giornalista storico sportivo della Rai, ok? Quando era magro, secco, faceva i collegamenti dallo stadio in diretta subito dopo la partita, ok? E quindi era sulle gradinate, si vedevano tutti gli spettatori, quindi i tifosi che scendevano dalle gradinate, uscivano di casa, e lui raccontava la partita nel sottofondo. Vedi due poveri operatori della Rai che staccano la bobina della pellicola, la infilano dentro un sacco e la calano con una corda lunghissima fuori dallo stadio per guadagnare quel quarto d'ora, quel 20 minuti per poter correre in sede, sviluppare, montare e andare in onda dopo 4 ore. 4 ore. Girato il contenuto, 4 ore dopo forse riusciva ad andare in onda. Questi erano i tempi. Andiamo avanti. Cosa succede? All'intorno del 75 più o meno c'è la concomitanza di due cose. Okay? Uno, tanto per incominciare, un gruppo di imprenditori e un avvocato veneto, costituzionalista, che si chiamava Giorgio Tosi, segnatevelo questo nome, okay, decide di fare una cosa. Secondo l'articolo 21 della Costituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. All'epoca l'unico mezzo di diffusione era la radiofrequenza, e di conseguenza il monopolio ce l'aveva la TV italiana, la Rai. Tu non potevi, tu come ti chiami, Francesca? Come ti chiami? Angela. Se gli veniva in mente di fare una televisione, come ti chiami di nuovo, ripeti più alto? Angelica, scusa Angelica. Non poteva, era fuori legge, ok? Però secondo questo principio hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e hanno detto no, chiunque può assolutamente trasmettere. E di conseguenza cosa succede? Succede il delirio, il cataclisma, il vero cataclisma. Cade una bomba, ok? E in Italia, alla fine degli anni 90, grazie a questa legge, c'erano qualcosa come 750 emittenti private, quindi 750 emittenti private, non esisteva internet, niente, l'unico mezzo di diffusione era quello, ok? Questo cosa cambia? Cambia, tanto per incominciare, apre l'accesso al mercato a nuovi editori, cambiano i contenuti, aumenta la produzione e cresce il numero di operatori impiegati nel settore. Quindi all'inizio degli anni 90 c'erano qualcosa come 30.000 impiegati nel settore, solo direttamente impiegati, non contando tutti quelli che stavano nell'indotto. Okay? C'è un'altra evoluzione tecnologica, il nastro magnetico costa meno, si può produrre. Okay? Quindi un mezzo, diciamo pop, per poter cominciare a produrre video, nastro magnetico, altra rivoluzione. Purtroppo la professionalità era molto elevata e di conseguenza non tutti potevano accedere alla produzione dei contenuti, ma soprattutto alla diffusione. Si girava con camere più o meno simili a queste, questa pesa 10 kg,
la batteria durava un'ora e di conseguenza dovevi portarti dietro altre 4 kg di batterie in cintura. L'operatore era molto alto, molto grosso, okay? E girava una troupe di qualcosa come 4-5 persone per girare un contenuto. Per fare un servizio di un telegiornale ci volevano almeno 4 persone, 5 persone. Quindi di conseguenza in televisione andavano in onda 10 servizi, 5 servizi, 6 servizi e molto lunghi, perché i tempi di produzione erano, anche se erano inferiori a quelli della pellicola. Andiamo avanti, facciamo un ulteriore passaggio. Matteo, dammi un tic. Ok, si passa al nastro digitale. Le dimensioni si riducono. Io posso girare, produrre, ma comunque devo rientrare in sede per poter usufruire dei contenuti. E comunque ancora, nonostante si digitalizza il segnale, e comunque ancora ho, diciamo, un imbuto nella diffusione dei contenuti. Ho ancora un imbuto. Se io voglio trasmettere, devo per forza avere una televisione. Ok? Arriviamo più o meno agli anni 2000. Ok? Ovviamente sia da pellicola che da nastro c'è un cambio generazionale. Tutti quelli che sapevano lavorare in pellicola, nella maggior parte, quindi il 90%, cambia mestiere con l'arrivo del nastro magnetico. Cambia mestiere, altra tecnologia, si torna a studiare e chi non vuole aggiornarsi, ciao, cambia mestiere proprio. Quindi un know-how enorme viene praticamente perduto. Stessa cosa con l'avvento del digitale. Per 20 anni abbiamo lavorato con la cassetta magnetica, arriva il digitale, che il digitale si può trasformare, si può declinare con un nastro ma anche con una scheda SD. Tutti quelli che sapevano lavorare con una metodologia e strumentazioni analogiche, diciamo, si perdono. C'è un altro salto generazionale per arrivare più o meno ai giorni nostri. Quindi situazioni come queste a livello professionale erano abbastanza frequenti. Quindi la classica situazione che in gergo si chiama tonnara. Immaginatevi 750 emittenti, okay? In un territorio come il Veneto ce n'erano circa una trentina. Ad ogni evento più piccolo o medio tu avevi 30 operatori, 30 giornalisti in questa situazione, con telecamere pesanti minimo dai 10 ai 15 kg. E più la lavorazione, dovevi rientrare in sede, montare, tutto il resto. Andiamo avanti. Oggi produrre sicuramente ha dei costi molto più bassi e quindi automaticamente ho un accesso professionale facilitato. Oggi produco con questo, i miei giornalisti oggi escono con questo, rispetto a quello che succedeva 50 anni fa, che dovevano uscire con 20 kg di attrezzatura. Ma non solo. E qua c'è un altro salto generazionale, e questo ci riguarda a me perché sono un operatore del settore, ma riguarda soprattutto voi. Non c'è più il collo di bottiglia della diffusione. Nascono le piattaforme digitali, di conseguenza io posso realmente essere produttore di contenuti e mandarli sul mio proprio canale. Attenzione però, tutti questi passaggi che sono stati fatti storicamente hanno accompagnato l'operatore che crea contenuti a uno studio della tecnologia. In base alla tecnologia è cambiata la metodologia di lavoro. E anche oggi non è che è vero. Costo 1.300 euro. YouTube è gratis. Posso fare quello che voglio. Okay? Costo di una telecamera di questo genere qua erano su nastro e tutto quanto sui 50-60 mila euro. La qualità sicuramente inferiore, la lavorazione più difficile. Oggi però ci troviamo ad affrontare tutta un'altra serie di problematiche che sono legate alle piattaforme dei contenuti, che non è solamente il produrre il video, ma è anche tutto quello che riguarda l'analisi dei dati per produrre un video. Non è solamente il scatto oppure faccio il video, come lo promuovo, dove lo promuovo. Okay? Quindi qua la professionalità si è aperta a raggiera, okay? E quindi nel settore del video serve non solamente chi sa riprendere e montare, ma sa anche chi sa usare i social network per produrlo, per fare campagne e tutto il resto. Okay? Di conseguenza torno alla domanda iniziale che mi frulla per la testa. Okay? Quale sarà, e questo me lo dovete dire voi, prego, il prossimo passaggio dell'evoluzione in base alla tecnologia che utilizzate oggi? Basta, vi ringrazio.
Grazie Andrea. Grazie mille. Grazie Claudia, facciamogli un applauso. Fra poco potrete avvicinarmi ai 2 laboratori e fare tutte le domande che volete. E è emozionante vedere questa evoluzione. Ovviamente da quel telefonino lì si può saltare su un anello di congiunzione, il podcast, perché da un audio video si può fare un solo audio o si può fare un podcast ibrido e riprende vita ciò che sembrava morto, le radio. Si passa nel mondo delle web radio e di questo volevo parlare con 2 amici intellettuali che sono qui, Raffaele Zanon di Professione Impresa, Web Radio Attiva e Web Radio Urbana di Solène Le Marchand e Associazione Macaco, che avranno il loro laboratorio a cui potrete accingervi per vedere se senza volto la vostra voce ha un significato, perché le web radio stanno ritornando ad essere un fattore determinante. Il 30% delle persone che seguono i corsi di formazione della mia Academy si formano ormai con i podcast. Significa che mentre sono in macchina o sono in bicicletta ascoltano la lezione. Pensate che bello se poteste ascoltare la lezione mentre siete in bicicletta e andate a scuola, recuperereste il tempo del tragitto e potreste sentire i preziosi consigli di matematica applicata del vostro docente o anche cose più interessanti, però la matematica rimane sempre bella. Raffaele, allora a te portarci dentro con Professione Impresa al mondo delle web radio. Io vorrei che si avvicinasse anche Mauro, Vieni. poi diamo lo spazio necessario. No, non è che dovete vai, rimanere posso. anche qui voi della TV, perché non c'è la connessione tra radio e TV, perché sono 2 mondi che si stanno evolvendo. Avete sentito parlare del tema che riguarda le frequenze, che riguarda le frequenze per quanto riguarda la TV, ma anche per quanto riguarda la radio, e magari Mauro dirà qualcosa anche su questo. Credo sia interessante da un osservatorio come quello di Professione Impresa, che è un'associazione di professionisti e di imprenditori, apprendere e capire che anche chi ha una professione, anche chi ormai è inserito nel mondo del lavoro o chi fa l'imprenditore o anche una start-up, ha comunque la necessità di comunicare e soprattutto di mettere in condizione i suoi interlocutori, i potenziali clienti, di conoscere le competenze. E credo che la grande sfida per quanto riguarda le TV, ma anche per quanto riguarda le radio, sarà quello di esaltare le specificità e le competenze di ognuno di noi. E devo dire che anche dal nostro osservatorio ci siamo resi conto che anche gli imprenditori chiedono sempre di più competenze, e in molti casi i temi sono sempre più specifici. Ad esempio sono emersi alcuni temi a cui spesso gli imprenditori, il mondo delle aziende di cui non si era mai occupato. Per esempio la salute e il benessere, soprattutto in questo periodo di pandemia, sono diventati argomenti di ogni giorno indispensabili, come per esempio i temi che riguardano l'ambiente, i temi che riguardano il vivere sociale, vivere il nostro territorio, e quindi tutto quanto riguarda gli assetti anche e le mutazioni che avvengono nel nostro territorio. E poi un altro tema sicuramente che suscita interesse è quello della attenzione nei confronti di quello dell'innovazione, di ciò che si muove, che permette a tutti noi di concretizzare e di capire quello che è accaduto, ad esempio, ed è stato spiegato molto bene per quanto riguarda l'evoluzione della TV. Ecco, su questo io credo che sia molto importante guardare a chi si muove anche in maniera innovativa nel settore sia TV che radio, e credo che Mauro possa tracciare la sua esperienza, che è nata da un'associazione no profit, la Voce del Veneto Solidale, a cui sicuramente dobbiamo fare attenzione, perché tra i temi fondanti sono anche sicuramente quelli del sociale, perché attraverso molti imprenditori e molte realtà anche professionali hanno capito che attraverso i temi del sociale riescono ad aumentare le loro relazioni, attraverso le quali poi si produce il profitto e il lavoro. Quindi l'idea di Mauro è stata, direi, geniale, però è nata da puro volontariato, che adesso si sta
sta maturando e che credo ci permetterà di avere qualche voce in più sempre su temi specializzati e su competenze che possono procurare interessi veri. Mauro. Mauro, proviamo a tenere bene i tempi perché poi ci sono anche i laboratori, quindi Mauro, raccontaci la tua esperienza. L'esperienza, intanto vi chiedo di scaricare dai vostri store Web Radioattiva, tutto attaccato, in iOS e in Android, pertanto lo smartphone vi fa ascoltare questa emittente sociale, che ha fatto una scelta editoriale. Non facciamo la classica radio che può ascoltare Radio 105 o Radio Padova, Radio Verona o altro. Pertanto una scelta editoriale di musica indipendente, le famose Creative Commons, pertanto brani di alta qualità, di gruppi sconosciuti, ancora sconosciuti, ma che fanno una musica assolutamente interessante, di qualità, ripeto, di qualità. Non più la canzonetta, intanto la canzonetta basta che la chiedete ad Alexa, Alexa fammi ascoltare Il Volo e ve la fa ascoltare tutta la discografia. No, gli emergenti, qualcuno di voi sicuramente suona in qualche gruppo, ecco, cominciate a non farvi coprire dai diritti SIAE, pensate a un mondo diverso, un mondo che vi permette di trasmettere il vostro brano, avere una ricompensa perché si paga comunque, l'editore paga, vi dà anche molto più sostanza economica rispetto alla SIAE, però chiaramente è un mercato diverso, è chiaro sia diverso. Noi l'abbiamo resa reale, cioè la radio funziona, lo scaricate, si ascolta, vi dà il notiziario con l'agenzia di stampa professionale, figure pertanto nuove sul mercato che fanno da service per tutti i fornitori e per gli editori. C'è ad esempio l'Automobile Club Italia che fa il traffic di Verona, di Vicenza, del Veneto, di Roma, di Napoli e avanti così. La web radio in tutti gli stati liberi con internet c'è. Voi vi spostate in Europa per studio o d'altro, l'ascoltate. La vostra radio, e qui c'è già un'evoluzione, siccome le radio in FM, forse questa è una notizia che non sta passando, ma come le televisioni stanno switchando su altre frequenze, anche la radio in FM tra qualche mese, doveva essere già a settembre di quest'anno, non ci sarà più. Dove vanno a finire le radio in FM? Vanno solo e solamente in DAB. Chi di voi ha la radio DAB? Pochissimi. Ce l'hanno le nuove automobili che escono e danno la radio in DAB. C'è però un problema di frazionamento dei contenuti. Abbiamo RTL, tanto per fare un nome, che ha 6-7 specifiche in DAB e pertanto il milione di ascoltatori diventa 100.000. Loro non danno contenuti particolari, danno contenuti di musica, hanno il bravo disc jockey, hanno la bellissima voce, però ci sarà un problema di mercato pubblicitario, è inutile nasconderlo. Un conto è comprare uno spot che affronta 100.000 ascoltatori, un conto è comprare uno spot che presenta qualche milione di ascoltatori. Questo è un problema loro nuovo. Noi siamo una radio no profit, non ci interessa fare fatturato, viviamo di donazioni, di qualche piccolo sponsor e su questo però andiamo in cerca dei contenuti. La pandemia ci ha insegnato in quest'anno di fabbricazione di quest'app che noi cerchiamo concretezza, cerchiamo risposta, vogliamo un contenuto talk. Ecco il successo delle televisioni che al di là di fare programmi di telefilm ed altro presentano molti programmi autoprodotti e di qualità con personaggi interessanti del territorio che esprimono le capacità di esserci, di dare risposta. E qui grazie alle televisioni come
colleghi che sono qui presenti, che fanno un enorme sforzo di redazione che pochi hanno. Pochissimi operatori editoriali hanno delle redazioni che riescano a produrre, perché non ci sono le figure. Abbiamo tanta gente di buona volontà, ma non abbiamo figure capaci di creare un palinsesto, creare culturalmente una situazione di notizia, verifica della notizia, messa in onda della notizia. Ecco, sono figure interessanti che non io che ho 62 anni, ma sicuramente voi che ne avete 18, 20, 25, andrete ad affrontare nella vostra vita lavorativa se vorrete avvicinarvi a questo mondo. Ecco, io dico, cerchiamo di trovare uno spazio anche alle radio sociali. Io darò molto spazio alle associazioni di volontariato che vogliono presentarsi al mercato, perché non è solo creare una convenzione con la Regione Veneto, faccio un centro diurno, tengo delle persone disabili e gli do un servizio alla comunità. No, loro producono anche, riescono a produrre delle cose che possono tranquillamente diventare bomboniere in fase di matrimonio, se ancora qualcuno affronta questo tipo di convivenza. C'è un mercato che non ha spazio, non ha possibilità economica di dire produco questo, do anche un servizio alla comunità. Ecco, io l'ho creata perché bisogna palparla, cioè bisogna toccarla, bisogna... Ci fermiamo. Ecco, scaricatela tutti. Quanti poi di voi hanno una l'ascoltate. propria band, fanno un brano musicale? Alzate la mano, scrivono, qualche manifestazione artistica, disegnano? No, il disegno non si può fare in radio, mi dispiace, vi ho preso in giro, in TV sì. Io Va lascerei bene. spazio ad altri. Mauro, siccome abbiamo il laboratorio per quello, ma poi durante il laboratorio sei dei nostri, quindi con Solène chiudiamo e poi ci dividiamo nel laboratorio. Se vi fermate un attimo vi facciamo vedere le strumentazioni. Quindi Solène. Sì, buonasera, sarò molto breve. Nel 2020 avete scoperto tutti come il digitale ha cambiato le vostre vite in prima persona, voi ragazzi che vi siete trovati ad utilizzarle effettivamente tutti i giorni per comunicare. Io ho un'associazione culturale che si chiama Macaco e abbiamo messo in piedi un progetto di web radio per ragazzi, fatta dai ragazzi, quindi noi in realtà non la vediamo come professione ancora, ma come un invito a voi ragazzi a mettervi in gioco in prima persona per utilizzare in maniera diversa e più costruttiva, più approfondita i media che abbiamo a disposizione, come per esempio la web radio. È un progetto che sta nascendo proprio in questo periodo perché abbiamo fatto un crowdfunding per finanziarlo, quindi è stato finanziato con delle donazioni pubbliche e adesso a breve prenderà vita. Quindi anche un invito a voi ragazzi, perché questa web radio è fatta per i ragazzi e dai ragazzi, quindi se qualcuno è del veneziano, noi siamo a Venezia, volentieri. Intanto vi diamo un avangusto qui con un po' di materiale. Allora, abbiamo messo dei bodyguard, non potete scappare vivi, morti sì, ma vivi no. Quindi dividetevi tra questa stazione e questa e fate tutte le domande che potete fare, perché è un'occasione più unica che rara per capire qualcosa di più su dei mestieri che potrete fare in futuro, ok? Quindi facciamolo in maniera ordinata, direi. Queste tre persone, le tre ragazze che vedo qui, dai, alzatevi, venite pure qui sulla sinistra oppure sulla destra, come preferite. Non siate schive ritrose, prego. Ecco qua le prime due volontarie. Giovani, dai, venite che imparate qualcosa, su. 5 minuti dopo abbiamo finito. Ah, patacca. Vieni pure qui nella parte, ci alterniamo se volete, così vedete un po' la TV e poi ci alterniamo. Andrea, ci sei? Eccoci qua. Ecco qua. Scusami, siccome non gli avevo dato il tuo nominativo perché l'ho saputo dopo, ho dovuto fare un po' così.
Bene.